Operazione Sanca. L'attività di indagine rappresenta un ottimo esempio di collaborazione investigativa fra la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Gorizia, con un completo censimento di giovani dediti al consumo di stupefacenti nell'area monfalconese. Nella scorsa settimana la squadra mobile, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone e la compagnia della Guardia di Finanza, sempre della città dei Cantieri, hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare richiesta dalla locale Procura della Repubblica ed emessa dal GIP del Tribunale di Gorizia, ponendo agli arresti domiciliari 2 giovani di 19 e 22 anni ed assoggettando all'obbligo di dimora altri 6. Questa mattina la conferenza stampa, Claudio Culot, capo della squadra mobile della Questura di Gorizia. Possiamo parlare di un vero e proprio censimento alla fine di questa operazione? Sì, è un censimento perché poi decine di persone giovani sono state interessate dal fenomeno e registrate, diciamo, come nuovi soggetti nell'ambito di attività criminali, insomma, di una certa importanza. L'area di interesse è la Sacca di Monfalcone. Sì, l'area del mantamento monfalconese, quindi comuni limitrofi, zone vicine, sconfinando un po' anche nella provincia di Udine e quella di Trieste. L'indagine di per sé non è terminata, siamo a un punto, diciamo, importante nel momento in cui sono state emesse delle misure cautelari, comunque è un periodo molto lungo di lavoro. Ancora una volta si dimostra con questa operazione che la collaborazione a 360 gradi fra le forze di polizia del territorio porta a un'attività di prevenzione e di repressione criminalità organizzata. Sì, l'arma vincente, diciamo, quella della capacità di mettere sul territorio più persone e quindi a svolgere dei servizi più puntuali.